E siamo ritornati a Geraci di Siculo perché tra pochi giorni si svolgerà la transumanza, una festa dei pastori ma che da diversi anni è diventata la festa di tutti, anche dei turisti. Sì, buongiorno a tutti, siamo alla 16ª edizione della transumanza, di questa bellissima festa. La transumanza è rientrata nel patrimonio dell'UNESCO, noi pastori la facciamo con tanto amore e tanta felicità perché ci teniamo veramente, e invito tutti a venire a visitare il nostro borgo e invito tutti a venire a vedere proprio la festa della transumanza. Faremo la casificazione, faremo il passaggio degli animali, è un momento conviviale con tutti, faremo vedere tutte le cose che facciamo giornaliere. Qui ci troviamo in uno dei luoghi assegnati ai pastori. Sì, questo è un luogo assegnato dal comune a noi pastori e si chiama Marcato Roccafumate. Il comune ha fatto dei siti, ha allestito dei siti e sono questo qua della Roccafumate, e poi abbiamo altri siti che sono in montagna dove andremo dal 24 maggio in poi. Quindi gli animali che si trovano attualmente ospitati qui lasceranno questa zona per alcuni mesi, si trasferiranno in montagna per tutto il periodo estivo. Sì, per tutto il periodo estivo saranno in montagna, avranno più libertà e quant'altro, è il loro habitat. Qui che animali troviamo? Qui troverete le pecore e le capre. Sono delle particolari tipologie di capre? No, capre di montagna, pecore pecore che abbiamo noi. E ogni giorno avviene la mungitura? Ogni giorno abbiamo questo lavoro che facciamo con passione, e quindi ci alziamo alle 5 della mattina e poi alle 5 e mezza già siamo qua in azienda, facciamo la mungitura a mano, trasformiamo il latte e facciamo il formaggio e la ricotta con i metodi antichi. Un'attività che coinvolge anche i giovani di Geraci Siculo. A Geraci abbiamo la fortuna di avere un bel gruppetto di giovani che hanno intrapreso questa bellissima strada di pastore, perché giustamente gli anziani ora si sono ritirati e abbiamo questi giovani che stanno investendo sul nostro territorio. Qui oggi vedremo Carmelo prima mungere gli animali e poi preparare la ricotta con il metodo antico. Sì, allora mi sento fortunato, io e mio fratello, che abbiamo questa azienda ed è subentrato ora da quest'anno mio nipote Carmelo, figlio di un altro mio fratello, e quindi ha finito l'agrario e ha voluto subentrare in azienda, non ha voluto continuare gli studi, quindi per noi è una felicità e una gioia aumentare di nuovo l'azienda e crescere. E anche i giovani di Geraci Siculo saranno protagonisti per la festa della transumanza con la realizzazione delle forme di caciocavallo, un mestiere antico, un'arte antica che hanno imparato da poco i giovani. Sì, abbiamo avuto la fortuna come comune, abbiamo fatto fare questa scuola ai giovani pastori per la realizzazione di questi cacioformi, per fare i cavalluzzi e i palometri che servono per arricchire, adornare il cerchio che viene messo per la festa della Carvaccata, che si fa ogni 7 anni. C'erano 3 pastori che li facevano e che li fanno ancora, però abbiamo pensato come amministrazione che bisognava fare una scuola per questi giovani ragazzi e ce l'abbiamo fatta. Quindi ci sarà la possibilità di vedere la preparazione della ricotta, gustare la ricotta, vedere i giovani pastori geracesi preparare le forme di caciocavallo. Poi nel pomeriggio ci sarà il passaggio delle mandrie e poi in serata chiusura in bellezza. Sì, domenica mattina avremo il piacere che questi giovani ragazzi faranno vedere come si fanno questi cavallucci e queste palombine, e poi pomeriggio ripetono nuovamente, oltre a tutto quello che devono fare e che dobbiamo fare. In serata la grigliata? In serata ci sarà la grigliata, invito tutti a venirci a trovare, a venire a degustare questi nostri prodotti e a visitare il nostro borgo, perché è bello. Anche dopo la transumanza l'invito è quello di venire a Geraci Siculo, visitare questo bellissimo borgo che fa parte anche del circuito turistico Bella Sicilia e gustare i prodotti genuini che vengono preparati così come facevano i nonni. A chilometro zero.